Ripartita la Bundesliga in Germania, ancora incertezza invece sulla ripresa del nostro campionato. Doriana Laraia. La Bundesliga fa squadra contro la pandemia e apre la strada. La luce dei gol tedeschi si riaccende e si festeggia in modo bizzarro. L'innaturale tocco di gomito fra i calciatori visto sugli schermi da milioni di tifosi suscita un sorriso malinconico. E così pure le panchine con distanziamento fra i compagni di squadra come piccoli robottini avvolti dalle mascherine brucia emozioni. È calcio ma non lo è. Io speriamo che me la cavo, sembra dire il pallone germanico nel silenzio degli stadi disabitati che sembrano diventati i regni del garbo, pur con i 3 punti in palio. Per il calcio italiano di certo ad oggi c'è solo un numero: il 3 agosto è la data massima stabilita dall'UEFA di fine campionato, se mai questo dovesse riprendere. Il freno sulla Serie A questa volta viene tirato dal presidente del Consiglio Conte in persona, che nella sua conferenza stampa dice servono garanzie che ancora non ci sono, incertezza a pioggia sulla ripresa del torneo. I cauti segnali di apertura degli ultimi giorni sembrano subire un rallentamento, mentre c'è fame di calcio italico all'inizio della settimana decisiva per le scelte del governo. Musica con l'anteprima del video del brano Tiki Boom Boom che Levante ha realizzato in casa da remoto con la voce registrata